Continuano incessantemente le ricerche di Marianna Bello a Favara. Ieri una riunione del coordinamento dei soccorsi, presieduto dal prefetto Caccamo, in arrivo dalla Toscana una speciale squadra di cinofili dei carabinieri per le ricerche in acqua. Sit-in ieri dell'area progressista davanti all'ospedale di Agrigento per richiedere l'acquisto di un nuovo acceleratore lineare per la radioterapia. I parlamentari nazionali Carmina, Farone e Iacono chiedono le dimissioni del direttore dell'ASP Capo 10. Presentato il rapporto ecomafie di Legambiente in Sicilia, un aumento del 35% dei reati ambientali nell'isola. Presentato oggi in questura ad Agrigento le giornate fae d'autunno che si terranno l'11 e 12 ottobre, anche la caserma Angelone tra i siti da visitare. Soddisfazione del Presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola per la proroga dei bandi sul turismo chiesta dalla Consulta regionale. Presentata la seconda edizione del progetto didattico La Valle racconta il mito dell'Innerwear Club di Agrigento. L'Aragona Calcio vince per 5-0 l'incontro con il Casteltaccia in casa. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 7 aprile, martedì. Si è riunito ieri a Favara, in Violanda, il centro di coordinamento dei soccorsi, presieduto dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e composto dai rappresentanti provinciali delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dal comune e dalle associazioni di volontariato. Il prefetto per l'occasione ha anche anticipato l'arrivo dalla Toscana di una speciale squadra cinofili di cani dell'Arma dei Carabinieri addestrate per le ricerche in acqua. Noi eravamo alla riunione sul posto. I vigili del fuoco, la protezione civile continuano a scavare nella fanghiglia con le pompe idrovore, a svuotare vasche e laghetti che si sono formati a monte lungo la vallata. Siamo al 7° giorno di ricerche della 38enne mamma Marianna Bello. I soccorritori continuano a perlustrare il percorso fino al depuratore. Non molto lontano, negli scorsi giorni, sono stati ritrovati il portafoglio, la scarpa, la borsa, i documenti, il telefono cellulare, e nello stesso tracciato, in mezzo al fango, è stato recuperato anche un pantalone. Forse si tratta dello stesso capo di abbigliamento che la donna indossava quella maledetta mattina. Ieri pomeriggio a Favara, intanto, nel centro di coordinamento di Violanda, si è tenuto un vertice presieduto dal prefetto di Agrigento Caccamo, alla presenza del comandante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del questore, del responsabile della protezione civile agrigentina, dove si è fatto il punto sulla situazione. Tra le novità dell'ultima ora c'è anche il coinvolgimento della Guardia Costiera con le proprie unità navali che perlustrerà il litorale agrigentino, a cominciare dall'Arma dei Carabinieri. Quindi l'arrivo dalla Toscana di una speciale squadra cinofila di cani dell'Arma dei Carabinieri addestrati per le ricerche in acqua. Lo Stato conferma così una ricerca che sta diventando dura, difficile e estenuante. Prefetto, un incontro qui a Favara dopo tanti giorni di ricerca, si fa il punto un po' della situazione, se ci può anticipare qualcosa? Oggi l'incontro qui a Favara segue tanti altri incontri che abbiamo fatto in prefettura, perché oggi il CCS si è voluto riunire proprio qui sul luogo dell'evento. Quindi abbiamo oggi fatto il punto della situazione, ma soprattutto il coordinamento di tutte le forze in campo. Quindi dopodomani interverranno anche i nuclei cinofili con cani molecolari provenienti dalla Toscana, quindi l'Arma Carabinieri ha dato pure questo ulteriore contributo. Quindi diciamo che le forze in campo sono variegate. Quindi si stanno concentrando le attività di ricerca per adesso proprio nella zona a valle del depuratore. Ho parlato anche col comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle per far operare anche le unità navali, per fare anche un controllo lungo la costa.
quindi sia qui nel Favarese fino a Licata. Dico, questo è un po' per implementare sempre di più il dispositivo, quindi diciamo che tutte le componenti del sistema provinciale di protezione civile sono state tutte quante messe in campo. Quindi continueremo così, sperando che le ricerche possano dare La speranza è l'ultima a morire, prefetto? Senz'altro, ma quello che mi preme rilevare è che le componenti del sistema di protezione civile sono state tutte messe in campo e tutte stanno operando congiuntamente. Ci sono anche i cani molecolari che stanno... Cani molecolari sono intervenuti anche da Catania con un gruppo cinofili della Guardia di Finanza e, come ho detto, domani partirà un'altra unità dalla Toscana, quindi dai Carabinieri, quindi saranno qui mercoledì mattina operativi nelle ricerche. Un sit-in dell'area progressista per il diritto alla salute si è svolto ieri davanti all'ingresso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La protesta è stata finalizzata all'acquisto dell'acceleratore lineare di radioterapia che non può più aspettare. Le interviste di Davide Sardo. Questo sit-in cosa intende essere, quale messaggio vuole lanciare? Il messaggio è che le persone hanno diritto di curarsi nella propria città, nella propria provincia. Noi abbiamo accolto la denuncia dei malati oncologici della radioterapia. Purtroppo a Agrigento è un solo macchinario di radioterapia che non ce la fa a coprire le richieste. Questo significa che si allungano le liste d'attesa e le persone sono costrette ad andarsene in altre province, in altre città. Io direi che la provincia di Agrigento non può essere dimenticata e con forza chiediamo un nuovo macchinario che si chiama acceleratore lineare. Ho mandato personalmente un'email al direttore generale affinché ricevesse una delegazione dai manifestanti. Purtroppo poco fa era qua, di colpo è sparito e quindi siamo entrati e non c'è più. Ma noi non demorderemo, questo è soltanto il primo sit-in, spero che scenderà almeno il direttore sanitario con il quale potremo parlare, perché il diritto alla salute è un diritto garantito dalla Costituzione, perché gli agrigentini si devono spostare per andarsi a curare, noi vogliamo curarci nella nostra città. La sanità in questa regione è devastata e il fatto che qui il servizio di radioterapia non è garantito a chi rischia la vita è il segnale della devastazione. Abbiamo chiesto al direttore generale di riceverci ed è scappato. Speriamo di poter ottenere risultati nel breve tempo perché lo vogliono i pazienti e lo dobbiamo alle famiglie. Anche lei partecipa a questo sit-in per lanciare quale messaggio? Ma il messaggio è che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo, come riconosce l'articolo 32 della Costituzione, ed è un interesse anche della collettività e la Costituzione chiede che siano garantite cure anche agli indigenti. Tutto questo ad Agrigento non avviene, una strumentazione essenziale alla vita delle persone come l'acceleratore per le radioterapie non può mancare. Il diritto alla vita e alla salute comincia anche ad Agrigento. Non possiamo essere dimenticati, ora in vista ci sono le finanziarie regionali e nazionali, vediamo che risposta daranno il governo regionale e nazionale ai cittadini di Agrigento, perché così non si può andare avanti. Rappresenta un momento importante e un grandissimo valore per la comunità agrigentina e del territorio della provincia di Agrigento. Siamo qui per ribadire e per rafforzare il concetto che la sanità pubblica deve essere accessibile a disposizione di tutte e tutte le cittadine italiane. Siamo qua anche per richiedere con forza che venga potenziata la radioterapia di questo ospedale e io mi sono fatta a tal proposito promotrice e sono prima firmataria di un'interrogazione al Ministro per la Salute per richiedere l'acquisto di almeno altri 2 acceleratori di radioterapia. Per una popolazione di quasi 500.000 abitanti è assurdo che le persone siano costrette a quella che ormai viene definita quasi naturalmente migrazione sanitaria, che però noi istituzioni e chi di competenza e soprattutto il governo regionale e nazionale di destra devono fare in modo che non avvenga più.
Chiese le dimissioni del direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci dai 3 parlamentari Davide Faraone, Ida Carmina e Giovanna Iacono, presenti al sit-in promosso ieri all'ospedale San Giovanni di Dio da parte dell'area progressista per chiedere un nuovo acceleratore lineare per la radioterapia. Il direttore generale era a conoscenza del sit-in, sapeva della presenza dei parlamentari, era in ospedale ma ha preferito andare via il servizio. Chiese le dimissioni del direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci dai 3 parlamentari Davide Faraone, Ida Carmina e Giovanna Iacono, presenti ieri al sit-in promosso all'ospedale San Giovanni di Dio dall'area progressista per chiedere un nuovo acceleratore lineare per la radioterapia. Il direttore generale era a conoscenza del sit-in, sapeva della presenza dei parlamentari, era in ospedale ma ha preferito andare via per evitare il confronto. L'area progressista e i suoi parlamentari, dice il portavoce Nuccio Dispenza, volevano sapere cosa è stato fatto per adeguare l'ospedale alle esigenze dei pazienti che richiedono la fisioterapia, sapere se mai è stata avanzata una richiesta per ottenere nuovi macchinari al servizio dei medici che combattono il tumore. Al sit-in presente anche alcuni pazienti che hanno portato la loro testimonianza fatta da angosciose attese e liste di attesa, sempre con l'incubo che l'unico apparecchio esistente all'ospedale San Giovanni di Dio possa fermarsi perché è vecchio e prossimo alla fine del ciclo di vita di un così delicato macchinario. L'ASP di Agrigento avrebbe diritto a 3 acceleratori lineari per la radioterapia e invece la più penalizzata anche rispetto alla vicina ASP di Caltanissetta. I 3 parlamentari presenti al sit-in dell'area progressista, che già si sono intestate iniziative parlamentari raccogliendo l'SOS dei pazienti oncologici della nostra provincia, promettono altre azioni comuni per chiedere e ottenere che a Agrigento venga rispettato il diritto alla salute e alla cura, vivere l'angoscia di un tumore e aggiungersi il dolore e l'onere di curarsi altrove, hanno detto i parlamentari incontrando i pazienti, è una pena accessoria inammissibile. I parlamentari e i partecipanti al sit-in hanno incrociato e ascoltato le testimonianze di medici e operatori sanitari, anche loro penalizzati da questa situazione, minacciati nella nuova professionalità. Parlamentari e partecipanti al sit-in in un incontro informale hanno espresso la loro preoccupazione al direttore sanitario Vincenzo Asaro, al direttore della radioterapia Michele Bono, e entrambi ad auspicare che i primi ad Agrigento possa disporre di nuove apparecchiature per la radioterapia, vista che l'unica presente all'ospedale San Giovanni di Dio è da considerarsi prossima alla fine del ciclo, considerando i 10 anni di operatività. L'area progressista di Agrigento su questa emergenza annuncia altre iniziative fino al raggiungimento dell'obiettivo. Presentato a Palermo il rapporto Ecomafia, redatto da Legambiente, analizza annualmente le attività della criminalità ambientale in Italia con un focus sulle regioni e province più colpite come la Sicilia, che negli anni recenti si è sempre posizionata tra le prime per un numero di illeciti. I dati del rapporto mostrano un aumento del 35% dei reati in Sicilia rispetto all'anno precedente, confermando la regione tra le più colpite insieme a Campania, Puglia e Calabria. Le interviste al vertice del Legambiente Sicilia. È una mafia che appunto adesso si focalizza anche sull'ambiente. Purtroppo è così, 389 clan censiti da Legambiente da quando realizziamo il rapporto Ecomafia, dal 1997 in poi, un giro d'affari che nel 2024 è stato di oltre 9 miliardi di euro e i reati ambientali che crescono, sono reati spia. Abbiamo superato il muro dei 40.000 reati ambientali accertati grazie al lavoro delle forze dell'ordine e delle capitali di porto, con una impennata che preoccupa molto, soprattutto per quanto riguarda la gestione illegale dei rifiuti. Quindi è una mafia diversa, una mafia che cerca anche degli affari, tra virgolette, legali. È una mafia evoluta che ormai si infiltra nell'economia, aggredisce l'economia circolare, lo raccontano le relazioni della direzione investigativa antimafia, i contributi che ospitiamo nel nostro rapporto Ecomafia. L'aggressione criminale all'ambiente è diventata un business da tempo, ma negli ultimi anni le mafie stanno cercando di sfruttare anche le buone pratiche che si diffondono nel paese. Fortunatamente c'è un'attività di contrasto e di repressione molto forte. Sì, assolutamente, si insinua nelle imprese legali, nelle imprese
dell'economia circolare, le imprese della transizione energetica per fare e lucrare sui profitti, ma soprattutto appoggia le imprese diciamo sane per far abbassare i costi di gestione appunto tanto dei rifiuti quanto quelle di gestione dei movimenti terra. Quindi è un'economia, quella mafiosa, che chiaramente trae molti profitti da una gestione illegale di questi settori comunque importanti per la transizione ecologica della nostra regione. Quali sono i dati più rilevanti appunto del report di oggi? Ma intanto appunto quello che fa specie sono l'aumento dei crimini illegali nel settore del ciclo illegale di cemento, e poi anche quello dei fuochi, degli incendi da vegetazione boschiva, dove appunto la nostra regione purtroppo si attesta tra quella più colpita dagli incendiari criminali, e con oltre 17.000 ettari di superficie bruciata nel 2024, che nel 2025 dagli ultimi dati forniti è raddoppiata, addirittura anzi triplicata, perché è arrivata a oltre 50.000 ettari. Quasi arrivando ai dati del 2023, che è stata la stagione più nera per la nostra regione. E in occasione delle giornate Fai d'autunno in programma nei giorni 11 e 12 ottobre, la Questura di Agrigento parteciperà attivamente agli eventi promossi sul territorio, aprendo al pubblico il sito archeologico e la sala espositiva della caserma Angelone. Oggi l'iniziativa è stata presentata alla Sala San Michele della Questura di Agrigento, ovviamente in collaborazione con il FAI. Le interviste. Per le giornate Fai d'autunno un'apertura speciale, anche la polizia che viene introdotta in queste visite guidate. Sì, un'apertura che coinvolge anche la Polizia di Stato con il sito archeologico che abbiamo presso la caserma Angelone, e anche con l'apertura della nostra area museale, che contiene anche tutti i ritrovamenti che sono stati fatti durante gli scavi. Però oggi il piacere è doppio, perché la Questura non soltanto è coinvolta per l'evento su proprio, ma è stata scelta dal FAI per le aperture del prossimo 11 ottobre, che riguarderanno tutti i siti aperti nell'ambito della città di Agrigento. Perciò, ripeto, io oggi sono in una doppia veste, quella di anfitrione in qualche modo, che presta le mura della Questura a questo evento, e poi sono anche coinvolto in prima persona, perché la Polizia di Stato ha anche l'opportunità di offrire ancora una volta, in un'apertura straordinaria, non soltanto ai cittadini di Agrigento ma anche ai turisti, quella che è una sua unicità, perché credo che siamo l'unica caserma della Polizia di Stato ad avere al proprio interno un'area archeologica anche vasta. Tornano le giornate Fai d'autunno, un appuntamento da non perdere. Assolutamente, quest'anno il Fai compie 50 anni e quindi invitiamo tutti a partecipare a questo evento 11 e 12 ottobre dalle 9 alle 13, alle 15, alle 18, in 5 beni secondo me molto interessanti. Uno è legato alla Questura, dove siamo adesso, la caserma Angelone, poi ci saranno 2 siti legati ai beni ecclesiastici, quindi Santa Caterina, Santa Croce, ci sarà anche il comune con il monastero di Santo Spirito, e poi c'è anche l'opera di Malagigi all'interno da poter vedere, così ci colleghiamo ad Agrigento capitale, e poi ci sarà la caserma dei Carabinieri. Quindi invitiamo davvero tutti non soltanto a partecipare, è un momento di incontro, scendiamo in piazza. Qual è la novità di quest'anno delle giornate Fai d'autunno? Le giornate Fai d'autunno quest'anno si terranno sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 9 alle 13 le aperture di mattina e dalle 15 alle 18 le aperture del pomeriggio. Una delle novità più importanti è la caserma Angelone, con la visita nel sito archeologico che si trova all'interno della caserma. Poi verranno aperti altri 4 beni, che sono la caserma Biagio Pistone, la chiesa di Santa Croce. Prorogata la scadenza per la presentazione delle istanze per attingere ai contributi a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive impegnati in nuovi interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, accolte le istanze della Consulta regionale dell'Ordine degli Architetti. Il servizio.
Prorogata la scadenza per la presentazione delle istanze per attingere contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 135 milioni di euro in favore delle imprese turistico-ricettive impegnate in nuovi interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Le istanze potranno essere presentate entro il prossimo 14 novembre attraverso la piattaforma informatica Incentivi Sicilia presso l'IRFIS. È stato infatti firmato e pubblicato il decreto del 6 ottobre 2025 del dirigente del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione, Maria Concetta Antinoro, con il quale è stata concessa la proroga espressamente chiesta dalla Consulta regionale dell'Ordine degli Architetti. Esprimiamo la nostra soddisfazione, ha affermato il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Rino Lamendola, per la concessione di una proroga indispensabile per consentire agli interessati di meglio predisporre i progetti e la documentazione necessaria da allegare all'istanza, anche se rimane ancora irrisolta la questione del riconoscimento dei compensi professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi nella misura non superiore al 4% dell'investimento. Misura inadeguata rispetto alle prestazioni tecniche a cui si riferisce, che rischiano di mortificare la professionalità dei tecnici incaricati, il cui operato è fondamentale per il successo dello stesso provvedimento. Ricontatteremo il Dipartimento competente, continua il Presidente dell'Ordine di Agrigento Rino Lamendola, affinché sia almeno chiarito con un nuovo decreto del dirigente generale che le suddette prestazioni tecniche viene erogato un contributo del 4%, fatto salvo il diritto dei professionisti di ricevere dai committenti i compensi di cui al cosiddetto decreto parametri. Ricordiamo, afferma Rino Lamendola, che i contributi a fondo perduto sono destinati alle micro e piccole, medie e grandi imprese con sede nell'isola, alberghi, bed and breakfast, ostelli, campeggi, villaggi turistici, rifugi, per interventi che riguardano ristrutturazione, ampliamento o riattivazione delle strutture turistiche ricettive esistenti o la realizzazione di nuove attività attraverso il recupero o la riconversione di immobili esistenti. E anche la CNA Sicilia, per mezzo del suo direttore Piero Giglione, esprime vivo apprezzamento nei confronti dell'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo per la sensibilità dimostrata nell'accogliere la richiesta di posticipare il termine per la presentazione delle domande relative all'avviso agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed ex alberghiero. Grazie a questa importante decisione, le imprese associate e tutto il comparto turistico isolano avranno a disposizione ulteriore tempo per inoltrare le nuove istanze che scadranno il 14 novembre alle ore 17. Siamo grati all'assessorato per aver colto la bontà della nostra istanza, questo quanto dichiarato da Piero Giglione, segretario della CNA Sicilia. E sempre la CNA Sicilia esprime vivo apprezzamento per l'importante decisione assunta dall'assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, guidato dall'assessore Nuccio Albano, che introduce significative semplificazioni per la formazione nell'apprendistato professionalizzante, il nostro servizio. La CNA Sicilia esprime vivo apprezzamento per l'importante decisione assunta dall'assessorato regionale della famiglia, politiche sociali e del lavoro, guidato dall'assessore Nuccio Albano, che introduce significative semplificazioni per la formazione nell'apprendistato professionalizzante. Grazie a un indirizzo interpretativo formalizzato, la formazione di base e trasversale a carico del datore di lavoro, laddove non finanziata pubblicamente, potrà essere erogata in modalità e-learning. Questo modello formativo remoto, prevalentemente asincrono, garantisce l'interattività a distanza tra apprendisti, docenti e tutor attraverso piattaforme digitali dedicate, assicurando flessibilità senza compromettere la qualità. La possibilità di utilizzare l'e-learning per la formazione obbligatoria degli apprendisti, ha dichiarato Giuseppe Orlando, vicepresidente CNA Sicilia con delega alla formazione, rappresenta un passo fondamentale di modernità e semplificazione,
Finalmente rendiamo accessibile e sostenibile un adempimento che soprattutto per le micro e piccole imprese risultava spesso oneroso e complesso a causa della rigidità delle modalità formative sincrone in presenza. Siamo convinti che questa apertura darà un forte impulso alla stipula dei contratti di apprendistato nella Regione. CNA Sicilia riconosce e ringrazia per la sensibilità dimostrata all'assessore Nuccio Albano, il dottor Ettore Foti, dirigente generale del Dipartimento, e gli uffici competenti per il prezioso contributo tecnico e l'ascolto attivo delle esigenze del mondo produttivo. La Confederazione, nel confermare la propria volontà di collaborare per la continua semplificazione e valorizzazione dell'apprendistato, ribadisce come questo strumento sia una leva strategica per favorire l'occupazione giovanile, la crescita professionale nel territorio siciliano all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità per le imprese. Al via in Sicilia un maxi piano da 700 milioni di euro per rivoluzionare il mondo dell'istruzione, edilizia scolastica, tecnologie digitali, laboratori, mense e progetti contro il disagio minorile sono i pilastri del progetto La Sicilia fa scuola, promosso dalla Regione per costruire la scuola del futuro. I colleghi di Trapani. Un piano triennale da oltre 700 milioni di euro tra fondi regionali ed extraregionali per rilanciare il sistema educativo siciliano. E questo è il cuore dell'iniziativa La Sicilia fa scuola, promossa dall'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Dall'8 ottobre, con tappe in tutte le province dell'isola, prenderà il via un ciclo di 8 incontri territoriali con dirigenti scolastici e comunità educative per fare il punto su progetti, risultati e obiettivi futuri del governo Schifani in ambito formativo. In 3 anni, ha dichiarato il presidente Renato Schifani, abbiamo investito 700 milioni per realizzare una scuola più sicura, moderna e accogliente. Non è solo un piano di interventi, ma una visione: formare cittadini consapevoli e professionisti competenti. Con questa iniziativa, sottolinea l'assessore Mimmo Turano, vogliamo ascoltare il mondo scolastico e illustrare quanto realizzato. Abbiamo investito su edilizia, tecnologie, laboratori, mense, palestre e progetti contro il disagio minorile. Dobbiamo dare ai giovani motivi per restare in Sicilia, ripartendo dai luoghi della conoscenza. I primi incontri si terranno l'8 ottobre a Siracusa, al Liceo Scientifico Luigi Einaudi, ore 9:30, e Ragusa, Istituto Ferraris, ore 15:30. L'obiettivo: costruire una scuola siciliana più innovativa, inclusiva e capace di formare i cittadini del futuro. A Palermo il ricordo del piccolo Claudio Domino, il bambino ucciso ad appena 11 anni da un killer senza volto. I colleghi di Palermo. Era il 7 ottobre del 1986 quando a Palermo veniva consumato uno dei più feroci delitti mai avvenuti nel capoluogo. La vittima, Claudio Domino, un bambino di appena 11 anni, ucciso da un colpo di pistola in pieno volto dal suo carnefice che non avrà mai un nome. Un delitto che sconvolse una città abituata ai morti ammazzati per le strade a causa delle guerre di mafia, dal quale allora anche un boss imputato al maxi processo prese le distanze a nome di tutti i detenuti, definendolo un atto di barbarie. Oggi, 38 anni dopo, si continua a ricordare quella piccola vittima innocente per la quale si invoca verità e giustizia. Ci ritroviamo qua dopo 38 anni dall'omicidio di mio figlio. E ti posso dire che stamattina mi sono svegliato pensando una cosa. Devo ringraziare tutto il corpo insegnante della scuola Ignazio Flore e delle altre scuole che ogni anno danno una testimonianza con la loro presenza. Una testimonianza che ti rinnova il ricordo di Claudio e lo fa sentire vivo. Un bambino insieme agli altri. E questo non mi addolora, ma anzi mi tranquillizza, perché significa che Claudio è ancora vivo nei ricordi soprattutto delle scuole. È ancora vivo ed è argomento di conversazione, di confronto anche per temi molto più importanti, quali possono essere la sua morte correlata con quel periodo storico dove c'è stato un maxi processo, dove la mafia uccideva senza criterio, senza fermarsi,
davanti a nessun ostacolo. Quindi significa che questo periodo storico verrà sempre ripetuto nelle sedi più opportune, che sono le sedi didattiche, e quindi questo oggi mi dà la forza di dire andiamo avanti. Si continua a cercare la verità 38 anni dopo? Io non lo so, perché c'è questa alone, questa cappa che blocca diciamo, il sapere la verità. Potrei dire mille cose, potrei parlare male della magistratura, degli organi giudiziari, ma non lo faccio. Non lo faccio perché una società sana deve avere comunque fiducia nelle istituzioni, perché le istituzioni sono formate da uomini, da donne, con coscienza, senza coscienza, corrotti, non corrotti, sani, onesti. Quindi sotto una toga c'è un uomo, una donna, con le sue debolezze, con i suoi limiti. Noi speriamo sempre nella parte più bella, più buona della magistratura, più professionale, che possa comunque decidere di dare una svolta e un impulso perché questa verità possa venire fuori. Linea alla regia per la pubblicità. Ignoti ladri hanno divelto e rubato 1,5 chilometri di cavi dall'impianto di alimentazione pubblica comunale nella località balneare di Eraclea Minoa, in territorio di Cattolica Eraclea. A denunciare il furto alla stazione dei Carabinieri è stato un tecnico del comune. Il danno è stato quantificato in ben 70.000 euro. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell'accaduto, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per l'ipotesi di furto. I militari dell'Arma dei Carabinieri hanno avviato le indagini e certo che dopo mesi di calma apparente i ladri di cavi di rame sono tornati a colpire pesantemente. Sradicata la targa in memoria di Lia Pipitone dopo il ripristino dello scorso 23 settembre, l'episodio è avvenuto a Palermo in via Ammiraglio Rizio. I colleghi di Palermo. Ritrovata divelte sradicata dal luogo della fissione la targa intitolata Lia Pipitone, a cui è dedicato uno dei 2 alberelli nella piazza di via Ammiraglio Rizzo, angolo via Fileti, a Palermo. La targa era stata ripristinata il 23 settembre in occasione di Colori in Piazza, una grande iniziativa di sensibilizzazione con gli studenti del territorio in occasione del 42esimo anniversario dell'uccisione di Lia Pipitone e nel ricordo di Rosanna Lisa Siciliano, anche lei vittima di femminicidi a Palermo. A denunciare quanto accaduto sono l'associazione Mille Colori e l'8ª circoscrizione. Non ci scoraggia l'ennesimo episodio di vandalismo, dichiara Adriana Argento, responsabile Mille Colori e del centro antiviolenza Lia Pipitone, anzi rafforza la nostra determinazione a proseguire nel nostro lavoro al fianco dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini onesti e per bene. Questo simbolo di legalità e rispetto sarà ripristinato ancora una volta perché la memoria e il messaggio che porta con sé non può essere cancellato. Non ci arrendiamo di fronte a questo episodio, dichiara Marcello Longo, presidente dell'8ª circoscrizione, e all'infinito ripristineremo questa targa e tutti i simboli all'interno della nostra circoscrizione. L'educazione e il rispetto devono essere più forti della prepotenza. La targa, dedicata a Lia Pipitone, è stata vandalizzata per l'ennesima volta. Questa donna ammazzata dalla mafia 42 anni fa non trova ancora pace, dichiara Maria Albanese, presidente della Commissione Cultura dell'8ª circoscrizione. Ma non saranno queste azioni a fermarci, continua. Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto perché i territori possano diventare avamposti di legalità. I consiglieri comunali del centrodestra di Agrigento rinnovano il sostegno e la stima nei confronti del già collega amministratore comunale Costantino Ciulla, abbracciandolo virtualmente e condividendone la preoccupazione derivante da un incendio ancora senza una causa divampato a danno delle 2 automobili di famiglia. Auspicando un rapido evolversi delle indagini, i consiglieri di maggioranza del centrodestra di Agrigento ribadiscono fiducia nella efficace e tenace prosecuzione
dell'impegno politico di Costantino Ciulla a beneficio della città di Agrigento, e anche la Democrazia Cristiana di Agrigento, con le sue segreterie cittadine e provinciali, esprime la propria solidarietà all'ex assessore Costantino Ciulla per il grave episodio che ha coinvolto le sue autovetture. Pur non essendo ancora accertata la matrice dolosa dell'accaduto, confidiamo nel tempestivo e puntuale lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto. Si apre con il grande slancio la seconda edizione del progetto didattico La Valle racconta il mito, con i nuovi percorsi sui documenti antichi all'Archivio di Stato e sui libri antichi della Biblioteca Lucchesiana, promosso dall'Inner Well Club di Agrigento e rivolto agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado della provincia. L'iniziativa, mirata a sensibilizzare le nuove generazioni sul ricco patrimonio culturale di Agrigento, coinvolge diverse istituzioni scolastiche del territorio e si ripropone di favorire nei giovani una maggiore consapevolezza e valorizzazione della propria identità culturale. In linea con questa nuova fase, già 4 classi dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro hanno partecipato con entusiasmo alla prima visita guidata presso il Museo Archeologico Pietro Griffo, dove hanno potuto ammirare la celebre collezione Pannitteri, compiendo un primo passo in un percorso di scoperta immersiva tra storia, mito e bellezza. Siamo profondamente convinti che l'educazione alla conoscenza, al godimento e all'uso responsabile del patrimonio culturale rappresenti un diritto fondamentale per tutti i ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere e stimolare gli studenti nella scoperta del proprio territorio attraverso un approccio interdisciplinare che unisce storia, arte, archeologia, mitologia e lo studio delle fonti archivistiche e librarie, quanto dichiarato dalla presidente dell'Inner Well Club di Agrigento, Patrizia Vitellaro Di Giovanni. Passiamo ora allo sport. L'Aragona Calcio vince contro il Calcedalcia per 5-0. Le interviste del post partita di Davide Sardo. Post gara Aragona Casteldaccia, 5-0 per i padroni di casa. In sala stampa mister Carmelo Giordano, vittoria netta, strameritata, arrivata anche grazie a un bel gioco. Permettimi di aprire questa conferenza stampa dedicando la vittoria ai figli della signora Marianna Bello. Gli mando un grosso abbraccio e agli operatori che stanno facendo il possibile e l'impossibile affinché possano trovare la signora ancora in vita. Sarebbe una bellissima notizia. Poi volevo dedicare questa vittoria a Mattia Iannuzzo, un bambino di 15 anni di Canicattì che giocava a calcio, che purtroppo è venuto a mancare la settimana scorsa in un tragico incidente. Io, essendo figlio di quella terra, mi sento vicino alla famiglia Iannuzzo. Anche a loro mando un caloroso abbraccio. Per quanto riguarda la partita di oggi, i ragazzi hanno risposto bene, abbiamo a tratti giocato davvero un bel calcio, però bisogna continuare a lavorare su questa falsariga, non dobbiamo alimentare false speranze, dobbiamo rimanere equilibrati. Purtroppo questo ambiente equilibrato non lo è, nelle sconfitte ci si abbatte subito e si è subito pronti a criticare e nelle vittorie ci si esalta. Io rimango sempre equilibrato, so la natura del mio lavoro, del lavoro dello staff, i ragazzi come si allenano durante la settimana, quello che noi parliamo sempre con il presidente e i direttori, quindi io proseguo per la mia strada insieme ai miei ragazzi, pensando che quella che abbiamo intrapreso sia la strada giusta. 4 punti in 2 partite, 5 gol fatti, 0 subiti. Quanto sono importanti questi numeri? Credimi che oggi la cosa che più mi lascia contento è non aver violato per la seconda volta la porta, anzi forse tra Valderice e Casteldaccia abbiamo subito solo un paio di tiri. Quindi la squadra significa che inizia a prendere una propria identità, inizia a pensare col mio credo calcistico, una squadra che non difende solo da reparto
ma si sacrifica in tutti i suoi componenti, e l'esempio è la nostra punta del Diamante Genova, che oggi ha fatto una grossissima partita sia dal punto di vista nella fase di possesso, ma soprattutto nella fase non possesso. Questa vittoria che messaggio lancia agli avversari al campionato? Non lancia nessun messaggio, siamo meno 28, abbiamo altre 28 partite da giocare. Se giochiamo con questa intensità, questa applicazione, questo approccio, sarà dura per tutti. In sala stampa il presidente Luigi Monreale: vittoria doveva essere, vittoria alla fine è stata, e che vittoria, son di gol, contento della prestazione della sua squadra? Sì, molto contento perché è stata una settimana intensa di lavoro. Mercoledì abbiamo avuto sta coppa, qualcuno già forse iniziava a rumoreggiare, però noi siamo convinti e consapevoli di quella che è l'organico dell'Aragona, il lavoro che si fa durante la settimana, permettetemi di dire, forse con un pizzico che oggi eravamo estremamente convinti che avremmo fatto bottino pieno. È arrivata una prova secondo me gagliarda, una prova convincente, soprattutto durante le accelerazioni l'Aragona veramente ha dimostrato di essere una squadra di livello, e quindi siamo contenti. Anche oggi tantissimi spettatori, tanto pubblico allo stadio per sostenere l'Aragona. Sì, vabbè, quello ormai è una cosa che a noi ci riempie veramente di gioia, perché l'affetto che la gente ha nei confronti di questa squadra è incommensurabile. Un plauso sempre ai nostri splendidi tifosi che cantano per 100 minuti, una tifoseria che oramai definisco matura. Domenica scorsa sono arrivati in massa a Valderice e la società del Valderice al termine della gara ci ha fatto i complimenti per la compostezza dei ragazzi, quindi questo non può far altro che riempierci di orgoglio. Sabato la trasferta a Bagheria contro l'Aspra, bisogna dare continuità ai risultati? Ma certamente quello è l'obiettivo, però intanto stasera ci godiamo questa vittoria, poi da martedì si inizierà di nuovo a lavorare per preparare bene questa trasferta di sabato, che non sarà facile, anche perché l'Aspra, se non erro, non ha ancora fatto risultato in queste due gare, quindi sicuramente ci aspetteranno con il coltello tra i denti, tra virgolette, però ecco, noi siamo convinti che abbiamo una squadra di livello, e quindi se interpretiamo le gare per come abbiamo fatto con Valderice, per come abbiamo fatto oggi, come dice il mister, sarà difficile per tutti. E questo è tutto per l'edizione di oggi di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto, e vi auguriamo una buona serata.